Andremo a raccogliere i tappi di sughero che dopo verranno trasformati in materia prima e seconda presso il carcere di Treviso. Ogni anno in Italia 1 miliardo di tappi finisce nella spazzatura, sono 5.000 tonnellate di sughero che diventano rifiuto. Il progetto, che nasce dalla partnership tra Contarina e Amorim Cork Italia, prevede di recuperare e dare nuova vita ai tappi coinvolgendo onlus e cooperative locali e la casa circondariale di Treviso. È un progetto di qualità, non tanto di quantità, però il coinvolgimento di tutti gli attori che noi coordiniamo dà un risultato molto importante per il territorio. Consente di impiegare delle persone detenute all'interno del carcere in un'attività lavorativa. È un'importanza ulteriore perché si tratta di un settore che vede coinvolta anche una valenza ecologica, ambientale. La valorizzazione dell'aspetto sociale e solidale di questo progetto viene garantita anche dall'erogazione di un contributo economico alle onlus aderenti all'iniziativa per il sostegno delle loro attività. È un bellissimo esempio di attività sociale in un ambito che poi è il recupero, il riciclo di materiali che in questo caso sono anche veramente preziosi come il sughero, che insomma non è solo quello che usiamo per tappare le bottiglie, ma insomma il sughero viene usato in tantissimi ambiti e noi speriamo che questo tipo di recupero sia, e lo facciamo con Confindustria Veneto Est, cercheremo di spingere il più possibile le aziende a creare questo tipo di attività.